Allora, dunque, le prossime ospiti sono, quando si parla di musica, si cerca sempre, si pensa sempre ai musicisti, agli strumentisti, ai compositori. In realtà non è così, perché all'interno di questa enorme filiera che sono quella della musica ci lavorano uffici stampa, tour manager, road manager, negozianti di dischi, agenzie, booking, la qualsiasi. Allora, parliamo adesso con due professioniste di questo settore e sto parlando di, eccola qui, Lorenza Sciomoghi Bianchi, che è un ufficio stampa, e Lara Maroni, che è una... Lara, dillo te quello che sei, perché è difficile. Tante cose tutte insieme, perché nel mondo della musica è difficile farne una quando lavori dietro le quinte, Sì, capito? sì. Quando ti metti a curare un artista tutto tondo, finisce che fai manager, tour manager, road manager, ufficio stampa, insomma, un sacco di cose tutte insieme. Ok. Infatti noi lavoriamo insieme anche molto spesso e sempre più assiduamente. Esatto. Allora, la prima domanda che faccio a entrambe è questa. Allora, noi si sa, chi fa musica, ci siamo fermati, cioè sostanzialmente vedo pochissime persone, pochissimi musicisti che lavorano, se non in studio di registrazione. Io in questo caso sto parlando ovviamente dell'attività live. Ecco, voi credo che il grosso del vostro lavoro è fatto con musicisti, è fatto per musicisti che magari fanno del live una loro fetta importante della loro professione. In questo periodo di lockdown, come è cambiato il vostro lavoro? Se è cambiato e se si è trasformato magari in qualche altra cosa di inaspettato. Ditemi voi. Io inizierei da Lorenza, ufficio stampa. Io proprio così. Ok, va Esatto. bene. Beh, inevitabilmente poi Lara parlerà anche direttamente perché lei fa un'assistenza più diretta proprio anche alle band e questo ha voluto dire inevitabilmente assisterle in tutti i discorsi di dirette, mica dirette, di tutta quella vita che è stata prodotta per far capire che il musicista c'è, è vivo, è vegeto e respira in mezzo a noi. Come studio inevitabilmente abbiamo cercato comunque di approfittare del momento per approfondire tutto il mondo dell'online, che sono i social, che sono le opportunità che queste offrono, ma anche di combattere una battaglia a fianco degli artisti per cercare di capire delle vie che possano garantire loro la sopravvivenza e quindi inevitabilmente questo ha significato riaprire un grosso capitolo che è quello dei diritti del lavoro, del fatto che la musica troppo spesso è una gratuità che non corrisponde alla realtà, perché comunque tutti noi insieme produciamo una fetta importante del PIL nazionale. Che non può essere misconosciuta. Ricordo che tutto il comparto artistico-culturale corrisponde al 6,1% della forza lavorativa in Italia, cioè non esattamente l'ultimo dei settori, tutto quanto insieme, non solo il musicale. Siamo spesso liberi professionisti, quindi siamo quelli che lavorano, si caricano sulle spalle la previdenza, si caricano sulle spalle i buchi che ci possono essere, l'attesa dei finanziamenti che arrivano, bandi che vinci oggi e prendi dopo 2 anni, eccetera, eccetera, eccetera. E a questo punto sentirei anche Lara, sempre la stessa domanda. Cosa è cambiato nel tuo lavoro in questi 3 mesi e passa di lockdown duro? Diciamo che inizialmente c'è stata una sorta di shock vero e proprio, perché ha significato fermare, anche perché rispetto a Lorenza, come Lorenza diceva, il mio ruolo è molto più sul campo, no? Quindi con gli artisti anche nel seguirli, soprattutto per quello che riguarda tutta l'attività live, la produzione, gli eventi, concerti, progetti che comunque si svolgono più sul campo, sul palcoscenico. Sì. Il classico lavoro dietro le quinte che quando vedi in scena uno spettacolo, un concerto c'è,
dietro. Quindi, come dice Lorenza, abbiamo in qualche modo provato, soprattutto con tutti quegli artisti che hanno voluto, dopo questa sorta di vero e proprio stop totale, mettersi in gioco in un modo nuovo per non far sparire quello che poteva essere il loro messaggio, la volontà di dire, di farsi sentire vicini ai propri fan, al proprio pubblico, alla community che hanno nei loro social, capire quali potevano essere i modi per continuare ad interagire con il proprio pubblico. Quindi ci siamo proprio anche messe a studiare, a fare tentativi, contatti continui con gli artisti stessi che si mettevano, diciamo, in gioco con noi per creare video, comunicazioni, interazioni, ecco, sostanzialmente tutto questo lavoro qua legato proprio al mondo online che spesso, soprattutto per certi tipi di artisti, era ancora un po' distante, no? Quegli artisti che vivono particolarmente del contatto con il pubblico, del concerto dove tu sei proprio lì sotto a... certo, proprio direttamente lì. Però io, Lara, so che tu non hai smesso di avere contatti con i tuoi artisti e mi sembra di aver capito che ce n'è uno proprio lì molto vicino. In particolare oggi, adesso noi siamo stati molto bravi, guarda, vi faccio vedere una cosa, abbiamo il metro. No. Allora. Di distanza e... diciamo così, un metro affossato, un pochino... Allora, stiamo parlando con Salvatore. Un metro teso, va. Lo faremo diventare, diciamo, 70-80 centimetri, se no non c'entriamo nello schermo. No, allora ci siete tutte e due benissimo. Allora stiamo parlando con Salvatore del parto delle nuvole pesanti, solo che in questo momento appari col sottopancia di Lara Maroni. Io mi dispiace. Noi musicisti cosa contiamo? Niente, è giusto che sia Senti Salvatore, io una domanda te la voglio fare proprio a te che rappresenti invece il musicista a tutti i livelli e soprattutto un musicista che fa parte di un gruppo, appunto, al parto delle nuvole pesanti, storico nella scena italiana e soprattutto molto attivo nel live. E quindi metto proprio il dito nella piaga. Che cosa è cambiato in questi 3 mesi e soprattutto che prospettive vedi per il futuro? La prospettiva, se si può vedere, è questa qui. La prospettiva? L'alcol. L'alcol è l'unica prospettiva. Qui magari non si riesce a vedere, sì, cioè per esempio, se mi sposto, vedete in prospettiva tutto l'alcol che ho messo, diciamo, di cui mi sto occupando ultimamente, con un buon risultato, devo dire, cioè non Senti Salvatore, però veramente al di là dell'umorismo, che poi tanto umorismo non è, perché, allora io però ti chiedo, in questi 3 mesi di lockdown, che penso che nessuno nella vita si aspettava un'esperienza del genere, no. Ecco, come gruppo avete continuato a produrre anche solo mentalmente? Siete riusciti a fare qualche cosa anche dal punto di vista creativo? Cioè, io ho parlato con tanti musicisti che non gli veniva proprio nulla da fare. Voi invece in questo senso? È un peccato, cioè me le devi fare conoscere questi artisti che non si sono fatti venire un'idea, perché c'era tutto il tempo per farsi venire le idee. Guarda, c'è stato un sacco di tempo e quindi io ne ho approfittato davvero, al di là delle battute, cioè ho approfittato di questo periodo per fare soprattutto per portare avanti quelle idee che lasciavo sempre indietro, no? Perché c'era sempre da correre, sempre da andare a fare i live. Finalmente tutti questi live che non abbiamo fatto, cioè, che bello rimanere a casa, riposarsi, pensare, riflettere sulla vita, sulla musica, in modo tale da avere anche le idee più chiare. Per esempio, anche cose diverse che si possono fare, immaginare come si fa in Oriente, no? Che quando arriva una batosta, una legnata, una crisi, subito quelli non è che stanno così a menarsela come facciamo noi in Occidente. Quelli subito quella crisi la trasformano in un'occasione per andare avanti nella vita, per scoprire nuove cose, no?
E così un pochino ho sperimentato io. E quindi, per esempio, è nata un'idea di fare un reading proprio sulle pestilenze, no? Ci siamo andati a prendere, a leggere un po' di libri su quelle che sono state le storie delle epidemie, e abbiamo trasformato le pagine del libro di Albert Camus, La peste, in un reading di lettura e musica, e l'abbiamo fatto diventare uno spettacolo che adesso lo so che diciamo si paga per rappresentarlo adesso, perché i musicisti tutti quanti sono buttati adesso su queste cose, no? E quindi specialmente in teatro sono i musicisti e gli attori che pagano i teatri per poter rappresentare, per esempio, La peste di Albert Camus. Però comunque è stata una cosa diversa, una cosa che probabilmente non avremmo mai fatto. E anche l'avere interpretato musicalmente questo momento, l'abbiamo fatto pure, perché abbiamo fatto addirittura una canzone che Aria Tira, che era del 2013, l'abbiamo reinterpretata sulla base di un testo di oggi, che Aria Tira oggi, no? E quindi è stato uno sforzo creativo non indifferente. Tant'è che, per esempio, il testo di questa canzone è stato ripreso diciamo, come dire, professori universitari di arte, sociologi, eccetera, e l'hanno fatto diventare la storia di questo periodo insieme ad altri scritti creativi, fotografie, eccetera, eccetera, che è diventato una bella pagina, diciamo, online, e anche un libro probabilmente. Quindi in sostanza questa pausa forzata è stata pure per voi un'opportunità e un momento di riflessione, voglio dire, su anche forse qual è il vostro ruolo, perché certo prima non ti veniva in mente di fare un lavoro sull'epidemia, immagino, prima della... quindi... Io non sapevo nemmeno cosa fosse l'epidemia. Mi ero fermato da bambino, che quando c'era al massimo gli orecchioni, non mi ricordo che deve aver avuto, sono cresciuto un pochino. Però poi che ho avuto la scabbia, queste cose qui, che in famiglia c'eravamo tutti scabbiati. Ok. Questa qui è un po' pesante. Allora io faccio rientrare Massimo Privitera, che nel frattempo è tornato, e vorrei chiudere questo nostro contributo con Lorenza, facendo una domanda a Lorenza, e cioè a proposito di, noi abbiamo sentito adesso dal Galles, dall'Inghilterra, dalla Germania, quello che sta facendo i loro governi nell'ambito del sostegno per lo spettacolo e via discorrendo. Tu che cosa pensi sia una giusta manovra, un giusto sostegno che potrebbe dare questo decreto rilancio, dove noi non ci siamo, però se ci fossimo, che cosa ci dovrebbe essere scritto come emendamento? Dove bisognerebbe puntare? Ma secondo me questo deve diventare finalmente l'occasione per capire che la cultura, quindi di riflesso lo spettacolo, la musica, sono una parte integrante nella formazione del cittadino medio. Questo si è perso, per cui le regioni propongono bandi alle associazioni in cui bisogna rendicontare l'implemento del turismo sul territorio. No, la cultura deve essere un valore meravigliosamente a perdere, perché è un qualcosa che serve per far crescere la persona. Quindi bisogna tornare al vecchio tempo in cui le amministrazioni pubbliche investivano nella cultura, che sia nello spettacolo, che sia far entrare l'arte direttamente con i ragazzi nelle scuole, che sia tutta una filiera. Io non so si possa fare in questo emendamento, ma sicuramente se ne potrebbero vedere almeno i cenni di una piccola volontà per far diventare, ripeto, la cultura e di riflesso lo spettacolo non come intrattenimento, ma come elemento di crescita, perché comunque produce reddito, produce cittadini consapevoli diventano consumatori consapevoli, utilizzatori dell'ambiente, della casa comune consapevoli, e tutto
è tutto un contaminarsi di bellezza. Sarebbe un bel circolo virtuoso, in sostanza, quindi... Assolutamente sì, ma il concetto dell'economia circolare, in fondo, è anche questo, no? Cioè quello di creare un A che va a B, che va a C, che poi alla fine torna. Ecco, questo dovrebbe essere. Purtroppo ci sentiamo dire che con la cultura non si mangia, ancora oggi i musicisti si sentono chiedere che cosa fai? Il musicista sì, però di lavoro che cosa fai? E lo stesso vale anche per noi quando facciamo comunicazione. Io credo di aver percepito una bruttissima sensazione in questo periodo, quello che proporre il nostro lavoro fosse una forma di quasi sciacallaggio, no? Perché la comunicazione serve e quindi siamo una filiera che qualcosa può andare a racimolare, facendosi un paiolo spaventoso, perché poi comunque questi artisti noi li amiamo e abbiamo scelto di fare questo lavoro non certo per i soldi. Invece non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere così. Tutto quello che si fa nella vita è lavoro. Non esistono artisti, esistono lavoratori dello spettacolo. Sì, infatti se dal punto di vista... Scusate, mi sono fatta prendere. Se dal punto di vista politico si iniziasse a parlare più che di artisti, di lavoratori dello spettacolo, si capirebbe molto meglio. Allora io ringrazio tutti quanti, ringrazio Lorenza Sciomoghi, ufficio stampa, ringrazio Salvatore del Parto delle Nuvole Pesanti, ringrazio Lara Maroni che non ha detto lei quello che fa perché fa tutto in sostanza, ma mi occupo di musica che va bene per tutti. Okay. Non ti vergognare, Lara. Allora, assolutamente. Diciamo che la scritta, la musica e il lavoro nel mio ufficio campeggia da anni, non è servito il lockdown per ribadire. Guarda, io avevo fatto questo sotto pancia, guarda un po' se ti piace quello che c'è scritto. Era Artist and Event Manager. È vero. Okay. Va bene. Grazie a tutti, noi continuiamo. Ciao a tutti. Ciao.